anno in cui si ricorda il santo fondatore, Sant'Agostino Roscelli, è sempre un bel momento di incontro e condivisione. Quest'anno c'è un'occasione particolare per far festa. Certo, sono 200 anni dalla nascita, e qual è il momento più bello della vita di ciascuno di noi se non quello della nascita? Poi una nascita così attesa di Sant'Agostino, una nascita di una vita fragile, è stato battezzato appena nato perché si pensava che il Signore se lo volesse prendere, e invece grazie a questo sacramento che ha ricevuto subito, diventando cristiano, ha accolto la grazia di Dio, è diventato un santo che ancora oggi ricordiamo e che è diffuso in ogni parte del mondo. Ci sono stati diversi momenti in cui avete ricordato Sant'Agostino Roscelli, però tornare proprio nel paese natio del santo è un momento sempre forte e toccante. È vero, tornare a Barcone è sempre qualcosa di eccezionale. Lo diciamo noi da italiani. Qui con noi ci sono suore argentine, canadesi, cilene, della Romania, polacche e anche del Libano. Ecco, queste sorelle che pensano e che vedono Barcone, per loro è qualcosa di eccezionale. Visitando le loro case hanno ricreato una specie di barcone, disegnandolo con la plastilina, con tutto quello che potevano avere, sognandolo. Ora venendo qui e vedendo il Trigino, vedendo il campanile della chiesa di Barcone, la casa del fondatore, respirando quest'aria, gli sembra di essere un sogno straordinario. Barcone è veramente questo centro di spiritualità. Forse noi che siamo del luogo non riusciamo ad apprezzarlo. E Sant'Agostino Roscelli è un santo vivo. Noi lo stiamo celebrando, un anno di celebrazione in tutte le parti dove siamo, ottenendo tante grazie, anche gente che si accosta ai sacramenti, gente che si converte, che ritorna alla parola, che cambia vita, gente che fa battezzare i bambini e anche gente che è colpita da un miracolo. Ricordo che a Santa Clara de Xavier in Argentina, in piena Pampas argentina, hanno lanciato in occasione del bicentenario dei palloncini con il nome del collegio Santa Clara e il numero di telefono. Li hanno lanciati a mezzogiorno, alle 3 una telefonata, un giovane che ha visto qualcosa brillare in mezzo a un campo, è andato a prenderlo, incuriosito, ha trovato questo gruppo di palloncini con gli indirizzi, ha telefonato perché il fratello era ricoverato con un batterio nel cervello e la mamma, che l'aveva visto al mezzogiorno, era tornata a casa dicendo che non sarebbe arrivato a sera perché la diagnosi era infausta, i medici non avevano lasciato speranza. Ha chiesto preghiere per il fratello. Allora si sono riuniti con i bimbi del collegio, della scuola, hanno pregato, la sera la mamma va a trovare il figlio, non c'è più in reparto di rianimazione, era nel reparto normale perché inspiegabilmente è passato tutto. Allora il fratello, che si è fatto un po' da tramite, è venuto a ringraziare e con la mamma, la sorella, il papà e ha detto: io Sant'Agostino Roscelli me lo faccio tatuare qua. Ecco, è un modo di dire, ecco, Sant'Agostino è un santo che va pregato, sa fare le cose, le sa fare bene, e abbiamo toccato con mano quanto movimento, quanto movimento. Quanto del carisma del fondatore ancora oggi portano avanti le suore immacolatine? Allora, il carisma del fondatore è il suo personale, noi abbiamo cercato di coglierne lo spirito mettendoci al servizio dei giovani, dei ragazzi, dei malati, delle persone anziane e poi facendo un po' come lui, non disdegnando il particolare, cioè quelle persone che nella loro difficoltà, nei loro momenti anche di gioia, chiedono aiuto, chiedono un conforto, chiedono un'indicazione, ecco, mettendoci al servizio loro, così con molta semplicità, dando quello che siamo, come ha fatto Agostino, senza pretese, senza pretese. In quanti paesi sono oggi le case delle Immacolatine? Siamo presenti in Cile, siamo presenti in Argentina e anche nella Curia di Buenos Aires, dove è vissuto per tanti anni il Santo Padre, che abbiamo incontrato il 22, mercoledì 22, nell'aula Paolo VI, che con noi abbiamo la suora che per 13 anni ha cucinato per lui nella Curia di Buenos Aires. È stato un bell'incontro, è un momento di grazia in cui ha manifestato anche tanto apprezzamento per quanto riguarda la missione che stiamo svolgendo e il modo con cui lo stiamo svolgendo.
poi siamo presenti oltre che in Italia, in Romania e nel freddo Canada. Ci sono giovani vocazioni? Ci sono ragazze che si avvicinano, anche qui con noi ci sono ragazze che hanno voluto condividere con noi questo momento. Sono alla ricerca. Certamente anche noi come vita religiosa dobbiamo avere il coraggio, la forza e la passione di cercare sempre di seguire il Signore come Lui vuole oggi. Oggi sono stati festeggiati anche dei giubilei. Quanti? Sono stati festeggiati 2 25esimi di 2 nostre consorelle e 3 50esimi, oltre che 60esimi, 70esimi, e abbiamo nella casa madre a Genova una sorella che festeggia 80 anni di vita religiosa e per noi è una meta bella, C'è una preghiera particolare che affidate in questa giornata al Sant'Agostino Roscelli? Affidiamo a Sant'Agostino Roscelli ogni vita che nasce e la vita di ciascuna persona, nella certezza che ogni vita è degna di essere vissuta e che dobbiamo aiutarci gli uni gli altri per approfittare e godere della bellezza della vita senza temere i momenti in cui la vita ci presenta anche facce faticose. Vorrei ricordare, proprio perché parlo della vita, una sorella che è vissuta tanti anni a Barcone, che è Suor Evandra Locati. Suor Evandra Locati la ricordo in un momento in cui uno dice la vita si spegne, che è il momento in cui lei ha consegnato l'anima a Dio. Eravamo diverse sorelle intorno al suo letto e lei non rispondeva più, anche alzandogli le mani non rispondeva. A un certo momento si è sollevata sui cuscini, ha guardato in alto, ha sorriso e poi si è risdraiata, tranquilla e serena. A chi aveva sorriso? Lì non si può fare teatro, in quei momenti si vede qualcosa che noi non riusciamo a vedere perché siamo di qua. Per cui credo che la cosa più bella che ci dona la fede, la vita e la grazia è quello che possiamo godere e faticare in questa vita, però pensando anche che c'è una vita che ci aspetta, che continua e che nella quale saremmo veramente felici per sempre, anche magari liberandoci un po' da quelle infelicità che le remore umane, a volte anche la cattiveria umana o i limiti umani ci fanno soffrire su questa terra. Lei di dov'è originaria? Sono nativa di Monteleone di Puglia, provincia di Foggia, vicino a Padre Pio, per intenderci, diciamo, quasi vicino. C'è una casa delle Suore Immacolatine anche in questa località? Dunque c'era, purtroppo è stata chiusa da qualche anno. A Monteleone ci sono state 2 case, una che ospitava le orfani che purtroppo non avevano o i genitori, oppure andando a lavorare in campagna mettevano i loro figli in orfanatrofi in modo che avevano la possibilità di stare lì tutta la settimana e potevano andare a scuola, le suore le accompagnavano a scuola, stavano lì tutta la settimana. Oppure stavano a volte per 2 o 3 mesi, da settembre fino a Natale, oppure da Natale fino a giugno, insomma magari per qualche settimana andavano, oppure solo nelle vacanze andavano a casa. Lei come ha maturato la sua vocazione? La mia vocazione l'ho maturata diciamo frequentando le Suore dell'Immacolata. Io sono sempre stata vicino alle Suore dell'Immacolata. Andavo sia da piccola, poi sono cresciuta sempre con loro
E mi piacevano tanto le suore, le vedevo come persone sante, diciamo, persone perfette, almeno le vedevo dall'esterno, e mi sembravano, sai, quelle persone che le vedi angeliche, che non hanno nessun difetto, perché erano veramente per gli altri. C'è stata soprattutto la superiora che si chiamava Suor Nazaria, che ha vissuto per oltre 50 anni nel mio paese, che la chiamavamo mamma. Quindi era una mamma per tutte le persone, per tutti, insomma, sia per le persone anziane, malate, per i bambini, per i giovani. Lei era una mamma, si avvicinava accanto a ciascuno di loro perché se sentiva, non so, un qualcosa che dice ma io devo andare, e quando era cieca aveva bisogno di essere accompagnata, mi chiamava per andarli a accompagnare lei per andare a trovare questi malati o chi era in difficoltà. Ma veramente ho avuto sempre questa, non so come dire, Questa immagine, diciamo, delle suore che mi hanno talmente affascinato, ecco. Lei che età è entrata in convento? È entrata a 17 anni, molto giovane, 18 li ho compiuti in comunità. E sono sempre, quindi è maturata proprio con le suore, con questa superiora che si chiamava Suor Nazaria, che mi ha fatto veramente da guida spirituale, e mi continuava a dire: guardate, se noi ci doniamo al Signore, il Signore non si lascia vincere in generosità. Questa frase la ripeteva tante volte, perché dice, no, noi quello che doniamo al Signore, il Signore ce lo ricambia centuplicato, e quindi questa cosa mi ha sempre mosso. Poi andavo da loro soprattutto per pregare con loro, quindi mi piaceva pregare con loro, quindi cercavo anche scuse con la mia mamma di andare anche di nascosto, perché magari a volte non voleva, oppure c'era da fare e mi tratteneva, e io cercavo una scusa: guardi, devo andare, mi ha chiamato la superiore perché devo fare questo servizio, quest'altro, per poter stare con loro. Poi il suo cammino come è proseguito dopo la vocazione iniziale? Il mio cammino, prima l'ho comunicato alla superiora che volevo entrare nel loro istituto, mi piaceva dedicarmi al Signore come avevano fatto loro, no? E allora l'avevo detto anche alla mia mamma, ma la mia mamma non voleva, inizialmente non volevano. Dice: ma cosa ti manca? Stai così bene? Poi mia mamma ha avuto 2 figli che erano morti, quindi io ero la prima ma ero la terza. E allora diceva: ma non aspettavo altro che avere un nipotino, un qualcosa. Dice: se ti sposi qui stai vicino a me, invece se te ne vai poi ti perdo. Inizialmente non volevano. Allora ho lasciato maturare lì la cosa, e poi tramite la superiora che ho detto: ma glielo dica lei perché mamma non vuole. È venuta la superiora, ha cercato di convincerla, poi ha detto la superiora: dice, ma guardi, c'è una festa di famiglia a Genova, provi a mandarla la sua figlia, non è che adesso la lasciamo lì. Era il giorno ricorreva l'anniversario di fondazione, il 15 ottobre, e allora per fortuna mi ha lasciato andare, quindi sono andata lì il 15 ottobre, abbiamo fatto la festa, tutta contenta, sono tornata a casa. Dice: ma poi non aveva mica intenzione di lasciarmi. Allora a questo punto, una volta, 2, 3, ha visto che io insistevo che volevo entrare. Mio papà allora ha detto: ma senti Marianna, senti, noi abbiamo scelto la vita matrimoniale e nessuno ci ha costretto a stare insieme.
così dobbiamo fare noi nel lasciare liberi la volontà io mi chiamo Rocchina, dice di lasciare libera la volontà di Rocchina. Allora pian piano si è un pochino amalgamata e abbiamo deciso di entrare, ho deciso di entrare e sono entrata il 10 marzo del 1976 e quindi allora sono entrata a Genova, ho fatto il cammino di noviziato, poi altri 5 anni di juniorato e poi dopodiché mi hanno mandato a scuola che non avevo le magistrali per avere il diploma della scuola magistrale. Dopodiché mi hanno inviato nelle varie case dell'istituto. Ad una giovane che volesse avvicinarsi alla vostra comunità, che cosa suggerisce? Oggi forse anche le vocazioni religiose sono un pochino in crisi. Sono in crisi perché il per sempre spaventa, perché hanno tanta buona volontà per dire un campo di apostolato, però per un paio di mesi, per un anno, per poco tempo. Sono molto generosi le giovani di adesso. La cosa che spaventa è proprio il per sempre. Io devo dedicare la mia vita per sempre per qualcuno e questa la cosa che si suggerisce è che dovrebbero riprendere un po' in mano la loro vita, nel senso che cioè anche il sacrificio che spaventa, perché loro sono abituati a fare quello che viene in mente di fare. Mi va bene questa cosa, mi piace, la faccio. No, arrivato a un certo punto mi stanco o non ne ho più voglia, io non la faccio più. Quindi è questo che dovrebbero riprendere in mano, ma bisognerebbe che siano educati fin da piccoli a fare un certo cammino, perché il cammino dei giovani di oggi io penso che come non l'hanno fatto come l'ho fatto io. Mia mamma ci ha insegnato al sacrificio. Una cosa non piace, la si fa lo stesso. Quello che si vuole non è la cosa più bella, che alla fine ci crediamo liberi, però la libertà non è quella nel fare quello che si vuole. La libertà è quello veramente di seguire quello che il Signore ci ha dato una vita. Questa vita va vissuta fino in fondo. La vita non è nostra, ma è di Lui ed è del Signore. Quindi questa è la cosa che manca un pochino ai giovani di oggi. Questa sua missione, come è nata la vocazione? Frequentando l'ambiente dell'oratorio nella provincia di Lecco, dove si operavano le Suore dell'Immacolata, che ci accoglievano sempre con molta cordialità la domenica, poi ci seguivano nel percorso di formazione religiosa della parrocchia e con noi condividevano anche dei momenti di festa molto semplici in cui loro offrivano quello che sapevano fare con le loro mani. Ricordo delle buonissime cioccolate il giorno dell'Immacolata, e facevano sentire questo clima di famiglia, poi ci coinvolgevano in piccole attività della parrocchia oppure non so, durante l'estate nell'oratorio estivo, dove si imparava anche a conoscere la vita del loro fondatore, dove ci portavano a fare delle piccole scampagnate. Insomma, vivendo insieme a loro si è respirata quest'aria di
di famiglia religiosa, che poi si è approfondita con degli incontri più particolari per noi, che manifestavamo qualche interesse per vivere più da vicino la vita religiosa, e quindi la condivisione dei momenti di preghiera e poi un cammino che è cominciato con la formazione vera e propria nell'istituto. Che cosa l'ha colpita particolarmente del carisma delle Suore Immacolatine, ma in particolare del fondatore, del Sant'Agostino Roscelli? Dunque io leggendo la vita ho capito che era un sacerdote, interamente sacerdote, senza delle esibizioni particolari, che diciamo ha vissuto una vita semplice, però a contatto con delle realtà talvolta complicate che io da ragazza non ero riuscita bene a capire, però avevo intuito che c'era una sostanza di verità nella sua vita che si poteva tradurre in gesti semplici ma molto forti nello stesso tempo. Poi durante il percorso di formazione, adesso nel cammino dell'istituto, ho potuto approfondire anche da un punto di vista storico la realtà di questi fatti, e quindi capire proprio il valore delle sue scelte sacerdotali, spesso molto coraggiose nella società del suo tempo. Oggi lei dove svolge la sua missione? Io svolgo la mia missione, come ho sempre fatto, nella scuola cattolica, che è stata operante a Roma. Adesso lì stiamo facendo un ridimensionamento dell'attività, e quindi probabilmente si tratterà di occuparsi più o meno dello stesso campo educativo in qualche altro ambiente del nostro istituto, insomma. In occasione delle celebrazioni per il Sant'Agostino Roscelli è stata anche benedetta una targa che fa memoria di un altro sacerdote, Don Giancarlo Raffaeli, che dà il nome all'osservatorio meteorologico. Qual è la storia di questo sacerdote? È una storia molto lunga, a dire il vero, perché lui ne viene da Bagnone, dalla provincia di Massa Carrara, è stato dopo un periodo che era diventato lui maestro di scuola elementare, poi si era laureato in scienze naturali a Pisa, ha voluto, poi gli è venuta la chiamata, quindi è diventato parroco, ha fatto un anno a Genova in una chiesa di San Giorgio, poi è subito stato trasferito a Bargone, da qui c'è rimasto sempre fino alla sua morte, che è avvenuta appunto l'11 agosto del 1918, e noi quindi per questo adesso quest'anno facciamo il centenario così di commemorazione dalla sua morte, per ricordare sia come parroco, comunque perché è stato qui per più di 30 anni, sia anche come fondatore di un osservatorio appunto meteo agrario geologico. Si occupava in realtà anche poi di tante altre scienze, ma era grande appassionato di queste scienze, quindi ecco. Aveva questa passione che voi adesso portate avanti mantenendo attivo questo osservatorio. Sì, si cerca di riattivare, già fare tutte le cose che lui faceva, che erano già tantissime, già per l'epoca, per dirne uno, faceva anche lui stesso delle escursioni sul territorio, portava molti bambini, anche la gente locale, a spiegare i vari fenomeni, no? Come oggi con queste nubi che abbiamo in cielo, a spiegare che tipo di formazione nuvolose abbiamo, quindi scientificamente, fare ricerca, mettere stazioni meteo, era un po' come dico io una piccola ARPA odierna, perché faceva tante cose di ambiente e di protezione civile. Noi oggi cerchiamo di farle anche col nostro gruppo di protezione civile che è appena nato quest'anno, nelle escursioni, in tante iniziative anche nelle scuole di ogni ordine e grado, e poi anche nella comunità locale abbiamo voluto mettere queste targhe di memoria, anche con una targa informativa adiacente, per ecco così, ricordare un po' queste figure che sennò tendono poi un po' a sparire nel dimenticatoio generale. Ecco, sui libri di storia non c'è scritto ovviamente queste persone, purtroppo. Ecco.
Quanto è sentita nella località di Rocca Tagliata la festa di San Lorenzo? Ma è sentita molto, è una tradizione che appartiene a tempi remoti, no? Però in questi ultimi tempi e da dopo che abbiamo fatto questo diciamo punto di eccellenza, è sentita ancora di più. Adesso ci sono, grazie a persone del posto e persone che vengono in villeggiatura, i balli medievali, eccetera, eccetera, è tutto frutto di un'organizzazione locale, che si sono dati un'organizzazione proprio per rievocare quello che erano i fieschi di una volta, ed è questo che impreziosisce, diciamo, sia la manifestazione e sia la località. E da quanti anni viene portata avanti questa festa? Dopo che sono stati fatti questi lavori qua, diciamo, è un po' rinata, no? Rivitalizzata, perché le feste patronali è un po' il discorso della crisi economica, un po' tanti discorsi ci potrebbero fare su queste cose qua, però con l'andare del tempo, voglio dire, mentre invece questa ha avuto un'impennata dopo che si è fatto questa ricerca, si è stampato un libro su questi scavi archeologici e abbiamo un po', diciamo, dato notizia un po' a tutta la parte mediatica, e questa giornali, televisioni, eccetera, eccetera, hanno dato risalto e ha fatto sì che affluissero un maggior numero di turisti, di curiosi. Quali sono le particolarità dell'entroterra ligure, in particolare di Nerone o di Rocca Tagliata? Sicuramente i ritrovamenti archeologici che ci sono stati medievali, con questo cotto imbattuto eccetera, può essere un punto di interesse per le visite dei turisti, ma sicuramente anche questa manifestazione con abiti tipici che possono portare gente e turisti nelle nostre vallate. Il nostro entroterra può essere sponsorizzato, può essere venduto il turismo, quello della costa, ma anche quello dell'entroterra. Dobbiamo fare sistema, perché tanti turisti, anche esteri, gli piace magari stare al fresco e poi andare giù al mare. Col GAL dobbiamo cercare di rivitalizzare sia l'economia sia il turismo di queste vallate. Sì, la festa di San Lorenzo di Rocca Tagliata è molto importante, anche perché da queste parti passò Dante, quindi in Siestri e Chiavri. Siestri è una piccola frazione vicino a Rocca Tagliata nel comune di Nerone, quindi a ogni manifestazione di questo tipo serve per valorizzare il nostro entroterra, che negli ultimi anni ha avuto qualche problema sicuramente da risolvere, perché lo spopolamento è continuato, quindi dobbiamo cercare con ogni iniziativa di dare ruolo in modo che la gente possa anche ancora abitare questi luoghi che hanno visto tanta popolazione nei secoli scorsi. Una frazione come questa aveva più di 500 abitanti soltanto pochi anni fa, adesso è ridotta a poche decine, quindi dobbiamo cercare di valorizzare. Siestri è un luogo importante per il Chiavarese, per la Liguria, perché qui è passato il sommo poeta. Aver scoperto queste radici è sicuramente importante per un comune come Nerone. La festa di San Lorenzo è la festa tradizionale di Rocca Tagliata, vecchia di più di 200 anni, che è stata rinnovata, diciamo così, negli ultimi anni con la rievocazione del borgo medievale, per far riemergere, oltre all'aspetto religioso, anche un po' la storia di questo paese, che è stato feudo dei Fieschi e molto importante nel passato. Che tipo di eventi erano in programma oggi pomeriggio? Cosa avete fatto? Oggi pomeriggio, oltre il vespro e la processione, che è sempre un momento di ritrovo delle amicizie, delle parentele e delle persone che si ritrovano in questo paese, abbiamo fatto delle danze che ricordano un po' le danze che si facevano al castello, danze medievali e rinascimentali. E poi abbiamo avuto gli amici sbandieratori che hanno sottolineato un po' questa festa, ecco.
Qual è la particolarità della festa di San Lorenzo a Rocca Tagliata? La festa di San Lorenzo, come dicevo prima, è molto sentita perché molte persone che non sono più qui residenti ritornano a trovare appunto le amicizie, si fa il pranzo un po' come se fosse Natale, si ritrovano e passano una giornata insieme e poi insomma, vivono anche la piazza e gli eventi che sono sia religiosi che un pochino più così rituali, diciamo. Principe e principessa, come sta andando? Direi che sta andando tutto bene e oggi ci siamo divertiti molto. Sono arrivati gli sbandieratori di Lavagna che ci hanno aiutato a coinvolgere il pubblico, hanno fatto un bellissimo spettacolo. Anche noi siamo andati là a fare quei balli, abbiamo provato insomma, a intrattenere il nostro pubblico e niente, abbiamo cercato di coinvolgere anche la gente a ballare e direi che insomma, ci siamo divertiti noi e anche il pubblico. Qual è il vostro ruolo? Cosa fate? Ma non abbiamo un vero e proprio ruolo noi, a dire la verità, semplicemente se possiamo dire apriamo il corteo, ecco. Sì, possiamo dire così. E niente, sì, nient'altro, sì, apriamo il corteo e... È la prima volta che partecipate a questa festa oppure già da diversi anni? No, ormai questo è già il 6º anno che lo facciamo e ci troviamo bene, ecco, sì, ci piace. Io mi diverto da morire poi a ballare, poi facciamo le prove, ogni sera siamo qui a provare e ci troviamo davvero bene, sì, io mi diverto molto. Per coinvolgere tutto il paese, facciamo rivivere un po' anche il paese, insomma, cerchiamo di divertirci assieme, di creare un bel gruppo unito. Quanto è sentita questa festa a Nerone? Beh, qua a Rocca Tagliata moltissimo, cioè io la vivo da quando sono piccola e poi con questo fatto del Medioevo è molto più divertente, ci divertiamo molto di più. La festa io ce l'ho proprio dentro, io la sento tantissimo e è bellissima, è bellissima. Tu sei in queste parti, immagino? Sì, da queste parti, abito qua e sì, siamo qua da quando siamo proprio piccoli, anche lui. Sì, io sono adottato io comunque sì. Io sono nato qua ma siamo originari di Genova e ormai. Come sta andando la festa? Bene, come al solito. C'è gente, si sta divertendo, i balli l'hanno fatti, ora li rifaranno. Gli sbandieratori hanno ballato e sono divertiti, che loro. Che tipo di impegno prevede questo tipo di festa? Quanto è grande l'organizzazione? Tanto, perché si guarda in giro, ci vede tutte le cose che ci sono, hanno fatto il mercatino, fanno tante cose. Quindi tutto fai da te, Quanto è sentita questa festa? Abbastanza, tutti gli anni c'è sempre qualcosa in più. Gli sbandieratori sono già venuti l'anno scorso, sono stati contenti, sono ritornati quest'anno. Lei è di Rocca Tagliata? No, vengo da Genova, sono tanti anni che abbiamo la casa qua, le mie bambine praticamente ci sono nate, sono vecchie, hanno un'età. E appunto la mia grande è una di quelle che organizza. Come sta andando la festa? Ma insomma abbastanza bene, adesso è un mucchio d'anni che facciamo la festa tradizionale, adesso con l'aiuto anche della Nadia e di tutti i parrocchiani abbiamo fatto qualche cosuccia diversa e va abbastanza bene, speriamo che duri così. Rispetto all'anno scorso, secondo lei come sta procedendo? Quante persone ci sono? Secondo me qualcosina di più c'è, sì, c'è perché adesso fanno anche questi balli qua, poi sono venuti sbandieratori da Lavagna e ci siamo un po' organizzati diversamente della solita festa che facevamo 10 anni fa, ecco. È finito da poco il momento del banchetto, cosa avete servito, cosa avete offerto? Bene, adesso abbiamo dato un po' da bere, un po' di vino, un po' di bibite, poi abbiamo passato i panini, un po' di torte
e adesso facciamo un giretto e poi stasera facciamo un altro spettacoletto, così una cosa semplice però bella. Lei è del posto? Sì, sì. Io sono di Corsiglia, però faccio parte della parrocchia di Roccatagliata. Quindi è sentita questa festa? Sì, è sentita un po' da tutti, sì. Anche, e l'abbiamo sempre fatta il giorno che cade, cioè se è di lunedì la facciamo di lunedì, se è di domenica la facciamo di domenica quando cade, no? Sì.